La sala incontri della chiesa Santi Pietro e Paolo di Favara ha ospitato ieri sera la manifestazione di consegna del premio Donne Coraggio 2024 promosso dal CIF sezione di Favara, presieduto da Antonella Monreale. Una manifestazione che vuole dare il giusto riconoscimento a diverse donne della Sicilia che nel proprio campo e nella loro azione hanno dimostrato coraggio. Ieri sera la sala ha applaudito Antonella Zammito, Mirella Costanza, Antonella Mistretta, Marcella Librizzi, Rosalba Muratori, Anna Lattuca, Giorgia Lomonaco, Maria Concetta Domilici, Anna Marino, Deborah Mirabelli. Donne che nel loro campo sono state definite coraggiose. Sentiamo la presidente Antonella Monreale. Sì, donne che veramente si sono distinguute nella nostra Sicilia, donne siciliane, donne che hanno il coraggio di abbattere le barriere, donne che hanno il coraggio di dire basta, donne che hanno il coraggio di dire voglio essere libera. E noi premiamo queste donne veramente con il cuore. Ed è giusto che si riconosca questo valore, perché magari c'è gente che non li conosce, non sa chi siano, perché magari non è un nome che si sente in TV, un nome che si sente magari perché per iniziative magari conosciute. Io cerco donne, veramente donne, che nel loro piccolo, ma nel loro vissuto, hanno coraggio. E poi hai spaziato in diversi campi. Sì, quasi tutti i campi. Abbiamo cercato di trovare donne che sono impegnate nella politica, donne che sono impegnate nel sociale, donne che sono impegnate ad aiutare altre donne. E, insomma, spaziamo un po' dovunque, e in quasi tutta la Sicilia. C'è gente da Enna, gente che viene da Palermo, e sono felice perché nonostante tutto il tempo sono arrivate qua da noi, e questo mi inorgoglisce ancora di più. Proprio qualche settimana fa si è celebrata la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Purtroppo ce n'è ancora tanta. Ma tanta, veramente tanta. La percepiamo anche nelle piccole cose. Infatti c'è una ragazza premiata quest'anno che si dà da fare nello sport, perché ancora esiste la regola che l'uomo può fare sport, la donna no.